Frančišek je približno 1,3 milijarde katoličanov pozval, naj odprejo srca za tiste, ki so morali zbežati od doma. Na dolgo in nevarno pot se niso podali na lastno željo, pač pa so zbežali pred politiki, ki so za oblast in premoženje pripravljeni prelivati nedolžno kri. V svoji pridigi se je dotaknil tudi tihotapcev ljudi, ki se okoriščajo stisko beguncev in jih pri tem nemalokrat prepustijo negotovi usodi. Nei passi di Jožefa e Marije si nascondono tanti passi. Vediamo le orme di intere famiglie che oggi si vedono obbligate a partire. Vediamo le orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene, ma che sono obbligate a separarsi dai loro cari, sono espulsi dalla loro terra. Vera zahteva, da sprejmemo begunce, je prepričan vrhovni poglavar katoliške cerkve. Trpljenje šibkih in ranljivih ne bi smelo ostati spregledano. Commossi dalla gioia del dono, piccolo bambino di Betlemme, ti chiediamo che il tuo pianto ci svegli dalla nostra indifferenza, apra i nostri occhi davanti a chi soffre. La tua tenerezza risvegli la nostra sensibilità e ci faccia sentire invitati a riconoscerti in tutti coloro che arrivano nelle nostre città, nelle nostre storie, nelle nostre vite. Izogibati se je potrebno strahu, ki nam pogosto preprečuje, da bi se seznanili z novo kulturo in z drugačnimi navadami. E questa stessa fede ci spinge a dare spazio a una nuova immaginazione sociale, a non avere paura di sperimentare nuove forme di relazione in cui nessuno debba sentire che in questa terra non ha un posto. Natale è tempo per trasformare la forza della paura in forza della carità, in forza per una nuova immaginazione della carità. Papež Frančišek, sicer tudi sam potomec argentinskih priseljencev, je že 5. vodil mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu. V njej se je v poostreni varnosti zbralo okoli 10.000 ljudi, še več jih je pridigo poslušalo na trgu pred baziliko. Obiskovalci iz vseh koncev sveta so prepričani, da ima papeževa beseda še vedno močno težo in da vera lahko spremeni svet. I hope that the people would be more forgiving towards one another, whatever their religion is, more accepting, so that we will all live in harmony. Just apply also the golden rule, whatever you don't want to be done unto you, don't do it unto them. Thank you. I think that the Pope signifies a lot of hope for a lot of people, and that he has the power to bring a lot of people together through religion and through faith, and even for people that are not very religious, that he signifies a lot for a lot of people, and he has the power, he has the reach to have a great audience and an ear. Papež Frančišek je sicer vernike nagovoril tudi danes točno opoldne, ko je v tradicionalnem nagovoru Rimu in svetu, kot je to že običajno, pozval k miru v svetu.